Benvenuti da Siro Perin a Ca' di Carraresi, stupendo palazzo in pieno centro storico a Treviso, in occasione di una mostra affascinante, Art Ambassador, organizzata dalla DEM International Venice Art Gallery. All'interno di questa kermesse molto affascinante ci sono numerosi artisti, tra cui spicca il nome di Giulia De Serio. Noi siamo abituati a conoscerla come valente e brava tessitrice, nel senso che ha utilizzato l'arte del tessuto, della trama e dell'ordito per creare le sue opere d'arte. Qui invece ci porta una cosa inedita e gioca con la materia grezza, gioca con il mosaico e la ceramica, un'opera dal titolo I colori primari, realizzati attraverso la tecnica del mosaico, una tecnica mista, anche perché c'è anche ceramica, quindi una opera interessante, intitolata appunto I colori primari. E chiediamo all'artista come mai ha voluto intitolarla Colori primari. Sono i colori fondamentali che io adopero un po' per tutta la mia arte della tessitura. Se faccio le mescolanze, di solito difficilmente, lavorando con i fili, con il mosaico, lavoro mescolando i due colori, ma li mescolo adoperando sempre loro stessi, ma amalgamandomeli tra assieme direttamente sulla tavolozza. I colori primari perché sono i colori che adopero prevalentemente. Qui siamo di fronte ad un'opera che si ispira sia ai colori primari, quindi all'utilizzo del colore inteso come appunto pigmento, ma anche al rimando alla geometria. Ciò che ci troviamo di fronte è un'opera sostanzialmente geometrica, perché ci sono quadrati, rettangoli, appunto le tessere che formano quest'opera. Come mai si è avvalsa della dimensione geometrica? A me piace molto la geometria, la matematica e la geometria, non sono fatta per il figurativo, quindi tutte le opere, anche il mosaico, che potrebbe lasciare più libertà, sto alla geometria, all'incrocio tra i fili di trama che sono rigidi come struttura. Non è detto che col tempo, almeno per il mosaico, non evolga in qualche altro stile. Però per adesso. Quindi questa è una geometria simbolica, perciò? Sì. Cioè, totalmente simbolica. E come mai la compenetrazione tra mosaico e ceramica? Ho voluto mettere queste due cose assieme, senza nessun motivo in per sé. Mi piaceva l'idea che nell'astratto ci fosse almeno lo svincolo del materiale diverso, quindi vetro e terra. Quindi un'opera composita sostanzialmente, sì, che mette dentro il simbolismo della geometria, i suoi rimandi di valente tessitrice e questa dimensione dei colori primari. Quindi ha creato fondamentalmente un'opera, si potrebbe dire, nuova, che inaugura una produzione altra, perciò. Sì, che può anche evolvere nel genere, poi nel tempo. Quest'opera tra l'altro si trova collocata, in occasione appunto della mostra, all'interno di una nicchia realizzata a mattoni, quindi si può tranquillamente intravedere una dimensione che rimanda alla venezianità. Mattoni rossi, mosaico e ceramica. Una sorta di quid che dal punto di vista metaforico così sembra far emergere le origini dell'artista. Quindi una collocazione quanto mai oculata. Quindi un'opera plurima che contempla la geometria, che viene vista non solo come matematica ma anche come rimando simbolico. Basti pensare appunto ai quadrati che ci rimandano all'uomo di Vitruvio, un quadrato inscritto all'interno di un cerchio, ma all'interno di questo quadrato c'è l'uomo e quindi la mente vaga. È un'opera composita, plurima, che offre una miriade di sfaccettature che sollecitano sia il dato emotivo, il dato visivo, per poi pian pianino così decantare verso una dimensione altra che è quella ideale ed intellettuale. Quindi sicuramente un'opera che affascinerà gli spettatori e i telespettatori, che avranno l'occasione di soffermarsi ad ammirare appunto questi stupendi colori primari realizzati dalla valente artista Giulia De Serio.